collaborazione con Vecchia grappa di Prosecco da Ponte, 50° anniversario, una riserva speciale di 20 anni in sole 1000 bottiglie numerate. Grappa Andrea da Ponte, è il momento di gustare il tempo. Le Manzane, to be happy. Ornella Bellia, Venezia Wines, la forza della famiglia. Rauscedo, Vivai Cooperativa Rauscedo, innovazione in viticoltura. Vini da amare, Wines to be loved. Caseificio Tommasoni, azienda casearia dal 1935. Dal 1873 la vecchia cantina vi aspetta con Gianni Benotto per vendita e degustazione Prosecco DOCG di Valdobbiadene. Stella Fruit, frutta e verdura per l'ingrosso e dettaglio. Vi aspettiamo nella mostra di Soligo. Conad Market Climb, nei nostri supermercati di Belluno e Valdobbiadene. Bisol, dal 1542, 5 secoli di storia, 5 terreni, 5 espressioni del Prosecco superiore. Quest'anno è il momento, proprio come dice il nostro spot, il payoff, è il momento di gustare il tempo. Un tempo che ha fatto la storia di questo prodotto che ovviamente compiendo 50 anni ha dato molta immagine, non solo dalla Ponte, perché chiaramente ha portato le grappe da una grappa povera, dalla grappa degli alpini, dalla grappa che bevevano una volta per potersi scaldare perché per il freddo, a un prodotto di un certo livello, a un prodotto di elite. Soprattutto la grappa da Ponte è iniziata nei salotti d'Europa e grazie a questo si è partiti a valorizzare il brand della grappa e noi siamo molto contenti di essere stati i primi a iniziare questa iniziativa che ritengo che sia molto soddisfacente per l'azienda, che ha dato chiaramente un seguito positivo alla qualità, all'immagine del prodotto, del nome grappa. La vecchia grappa di Prosecco esiste ancora perché è andata avanti tutti questi anni, alla quale naturalmente si sono poi affiancati altri prodotti, altre grappe invecchiate, e giunge nel 2019 con il suo 50° anniversario. In occasione di questo anniversario abbiamo creato un prodotto particolare, la vecchia grappa di Prosecco 50° anniversario, che è una riserva di 20 anni e verrà prodotta in sole 1000 bottiglie numerate. Un modo per coronare questi 50 anni di successo con il nostro più grande prodotto. Quest'anno al Vinitaly 2019 festeggiamo alla grande 10 anni di presenza della nostra azienda a questa importantissima manifestazione. La festeggiamo anche con una grande sorpresa, che è quella dell'Incrocio Manzoni, in quanto abbiamo vinto un premio al concorso 5 Star Wines di Vinitaly, e questo non può che renderci orgogliosi, in quanto il progetto Incrocio Manzoni che stiamo portando avanti da qualche anno sta iniziando a dare i suoi frutti e lo dà alla nostra 10ª presenza del Vinitaly 2019, e ci rende quindi orgogliosi anche per una questione di date e di storicità. Allora, siamo qui al Vinitaly, stiamo presentando la nostra produzione di Bisol, viticoltori a Valdobbiadene dal 1542. 21 generazioni
che significano una traccia importante a Valdobbiadene, a Santo Stefano di Valdobbiadene, dove la nostra famiglia da 21 generazioni, generazione dopo generazione, ha potuto acquisire degli appezzamenti nelle più alte e più belle colline tra Conegliano e Valdobbiadene. Oggi la nostra vigna si estende su 20 poderi, 55 ettari, in un territorio dove la proprietà media è 1,2 ettari. E questo ci consente di fare qualità già sulla vigna. Oggi il 90% delle aziende che producono un prosecco e lo vendono nel mercato acquista le uve o acquista il vino base, il che consente di fare un certo tipo di qualità. Certamente partendo dalla vigna, e questo è il nostro obiettivo, si può ottenere qualcosa di estremamente interessante. La ricerca che facciamo nella vigna, ma soprattutto il suddividere i nostri vigneti in 5 suoli diversi, ci ha consentito di essere l'unica azienda ad avere una collezione di 5 prosecchi da 5 suoli diversi, facendo notare, sottolineando la differenza che il suolo fa nell'espressione aromatica e gustativa del vino. Quindi prosecco superiore di Valdobbiadene o di Conegliano o di Asolo significa la zona storica dove è nato il prosecco. Oggi su 6 bottiglie che ci sono nel mercato di prosecco solo una arriva dalla collina, le altre 5 dalla pianura, quindi è importante distinguere cosa si richiede al ristorante o all'enoteca, ed è bene sottolineare che si vuole assaggiare, quando lo si desidera, un prosecco di qualità superiore, come appunto il nome prosecco superiore, fatto dalle colline di Conegliano, Valdobbiadene e Asolo. E Bisol all'interno di queste colline, con i suoi 20 poderi, garantisce una qualità che la famiglia segue dalla vigna fino alla bottiglia. Questo è il nostro obiettivo e al Vinitaly lo abbiamo sottolineato attraverso le 5 diverse selezioni che abbiamo del nostro prosecco superiore. 5 terreni: terreno argilloso in un prosecco, il Crede, terreno calcareo sul Molera, terreno sabbioso sul Cartizze, poi terreno di marna sul Rive di Campea e terreno morenico sul Rive di Guia. Quindi una collezione interessante da assaggiare che fa conoscere più approfonditamente questo meraviglioso territorio che adesso è candidato come patrimonio dell'umanità con l'UNESCO e che vi invitiamo a conoscere venendoci a trovare a Santo Stefano di Valdobbiadene, dove vi accoglieremo per una visita alla cantina ed eventualmente una visita anche ai vigneti di proprietà della famiglia. Grazie. Ciao a tutti dal Vinitaly, da Verona, una bella giornata come sono state le precedenti. Siamo qui presenti come ogni anno, quest'anno abbiamo voluto anche raddoppiare la superficie in maniera tale da poter far degustare sotto i nostri vini una platea un po' più variegata e sopra discutere in tranquillità con i nostri clienti. Penso sia una bella edizione del Vinitaly, abbiamo avuto tanti contatti, speriamo di svilupparli. Voglio anche approfittare dell'occasione per dirvi che abbiamo avuto un successo con la vendemmia solidale a favore della Progeria di Samibasso. Abbiamo raccolto oltre 16.000 euro e approfitto per invitarvi alla prossima vendemmia che sarà l'8 settembre di quest'anno e sarà a favore dell'Edipore, un'associazione che sostiene la ricerca con delle cellule staminali etiche per migliorare la malattia della SLA. Sembra che dia dei risultati, è una delle poche che il presidente è un prete, per cui cellule staminali etiche, perché c'è sempre questa diatriba su queste cose. Spero di vedervi numerosi anche a questa vendemmia.
la viticoltura del nord-est in questi anni ha fatto passi da gigante, è aumentata in qualità, è aumentata come superficie nel Veneto, nel Friuli, in Trentino. I prodotti sono apprezzati a livello internazionale, basti pensare al Prosecco, al Pinot Grigio, alla Ribolla. Quindi c'è un riscontro molto positivo da parte del consumatore italiano e da parte dei consumatori dei paesi esteri. Oggi, a fronte delle superfici che sono state messe a dimora di Prosecco, di Glera per dare Prosecco o per dare Glera IGT, di Pinot Grigio e di Ribolla, c'è necessità di pensare al futuro e di diversificare. Il nord-est ha una grande opportunità, ha l'opportunità delle varietà resistenti, di creare un progetto attorno a queste varietà. Sono varietà create all'Università di Udine, veicolate da vivai cooperativi Rauscedo, che permettono un abbattimento dei trattamenti a livello di un 75-80%. Quindi hanno un impatto molto positivo a livello di sostenibilità ambientale, ma anche sostenibilità economica, perché chiaramente il poter ridurre dell'80% i trattamenti fitosanitari per il contenimento della peronospora e dell'oidio significa risparmiare nel nord-est circa 1.000 euro per ettaro per anno, che per una durata di 30 anni del vigneto significa 30.000 euro, non è di poco conto. Ma c'è un altro aspetto, che questi vitigni resistenti possono dare dei vini che hanno a livello di profilo aromatico un qualcosa di particolare, sono molto vicini al loro genitore perché sono stati creati incrociando il Merlot per dare il Merlot Chorus ad esempio, oppure il Cabernet Sauvignon col 20/3 che è il donatore di resistenza, il Tokai friulano, il Sauvignon. Quindi sono dei vitigni nuovi resistenti che danno dei vini molto simili, di qualità uguale e talora anche superiore rispetto al genitore nobile, per cui al consumatore può essere comunicato il fatto che questi vini sono originati da vigneti ad alta sostenibilità ambientale, quindi con pochi trattamenti, sono dei vini che hanno un alto livello di salubrità, perché meno trattamenti significa questo, sono dei vini che sono costati anche meno al viticoltore. Quindi adesso è necessario portare avanti un progetto di filiera nel nord-est, quindi interessare tutte le categorie economiche che lavorano nella filiera, perché questo non diventi un qualcosa di sporadico, delle aziende in maniera così singola, sporadica, per propria iniziativa piantano qualche ettaro di varietà resistenti, ma un progetto a lungo respiro che abbia delle opportunità e che possa dare opportunità soprattutto ai viticoltori sul mercato internazionale. Evviva! In collaborazione con Vecchia grappa di Prosecco da Ponte, 50° anniversario, una riserva speciale di 20 anni in sole 1000 bottiglie numerate. Grappa Andrea da Ponte, è il momento di gustare il tempo. Le Manzane, to be happy. Ornella Bellia, Venezia Wines, la forza della famiglia. Rauscedo, Vivai Cooperativa Rauscedo, innovazione in viticoltura. Vini da amare, Wines to be loved. Caseificio Tommasoni, azienda casearia dal 1935. Dal 1873 la vecchia cantina vi aspetta con Gianni Benotto per vendita e degustazione Prosecco DOCG di Valdobbiadene. Stella Fruit, frutta e verdura per l'ingrosso e dettaglio. Vi aspettiamo nella mostra di Soligo. Conad Market Klimb, nei nostri supermercati di Belluno e Valdobbiadene. Bisol, dal 1542, 5 secoli di storia, 5 terreni, 5 espressioni del Prosecco superiore.